Mi spicchio la semenza, non ne posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la messa, Don Vito mi confessa, una rubricato per cominciare da capo. Ciao picciotti, da Ignazio Siciliano tipo strano e il... Buongiorno da Ignazio, però chiamato Capitan Villera, ma comunque oggi due Ignazi a prezzo di uno, capitano. Sì, è una grande offerta speciale, mi raccomando, come nei migliori supermercati, oggi c'è questa grande offerta. Ignazio Signorino, anche se è sposato, ma lui rimarrà sempre signorino. Come mai, capitano, siamo qui oggi? Allora, noi ci troviamo a Gubbio, dove si festeggia il 40° anniversario di Ventomania, il festival internazionale degli aquiloni che si fa a Gubbio. E anche l'anno scorso Ignazio è venuto a trovarmi, anche ormai è una cosa annuale. Sì, anche perché lui, essendo un trapanese doc, e io essendo ormai vivente a Trapani, quando vengo qua poi noi ci sentiamo attraverso la radio, attraverso tante cose, per cui siamo diventati due Ignazi siciliani tipi strani, dobbiamo dire a Calandra e Calandra che devono fare... Che salutiamo, perché i Calandra sono i miei guri. Sì. Lo sanno. Infatti te l'hanno detto, va fanguri. Allora, come mai qui a Gubbio questa manifestazione ogni anno? Perché allora anche loro sono un gruppo di aquilonisti che io ospito a San Vito Lo Capo e loro gentilmente poi mi ricambiano l'invito, mi invitano qui e io cerco di dare la voce a questo festival, perché ormai, data l'età che avanza, non volo più tanto con gli aquiloni, però ancora parlo, sono un gran chiacchierone, quindi un po' di musica, un po' di cose e facciamo festa. Come vedete qui dietro, allarghiamoci perché c'è tutto il parterre degli aquilonisti. È tutta l'organizzazione degli aquilonisti. Siamo a ora di pranzo, quindi sono tutti qui sotto al nostro tendone, si mangia tutti insieme perché è un momento, quello del cibo, conviviale, la convivialità aiuta molto. Ciao Pina, vieni Pina, lei è Pina? Siamo qua in un video, vieni qua Pina. Tu allora dici di dove sei? Qua c'ho il microfono. Noi siamo di Torino. Però tu non sei di Torino, da dove vieni? Dì la verità, le origini. Provincia di Enna. Provincia di Enna, proprio sul mare. Esattamente sul mare. Quella che è la prima volta che ho visto il mare è stata a Cefalù. I capuzzoni vengono bene da San Vito Lo Capo. Quindi lei è una dei tanti, qua siamo quasi un centinaio di persone. E quindi grazie Pina della partecipazione. Lo sa, lei è Pina. C'ha anche scritto. Come ti chiami? Pina. Peppina, ciao bella. Quindi come vedete, questo è il mondo degli aquilonisti, siamo tutti una grande famiglia, siamo un gruppo un po' pazzi, questo lo dobbiamo dire. Parliamo pure dell'inno. L'inno è un qualcosa di spettacolare che abbiamo anche teletrasmesso qui già stamattina. L'inno è il capitano degli aquiloni, scritta da me ma cantata e musichettata, come lo devo chiamare? Musicata da l'intelligenza artificiale, anche perché io non so cantare, quindi è per forza. Lui la comanda l'intelligenza, gli fa fare quello che vuole lui. È stata un'unione tra l'intelligenza artificiale e quella siciliana, che è più importante di quella certo. Anche perché è naturale, quindi è un'intelligenza vera, sana, che viene dal dentro. Va bene. Noi intanto vi salutiamo perché qui ci stanno tutti, anche dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, c'è dal Belgio, ce ne sono di tutte le tipologie. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e anche noi ci accomodiamo nei tavoli perché
se no poi ci lasciano a digiuno. Ciao, E da Ignazio faremo Siciliano tipo strano e da Ignazio Capitan Villera. E come il si dice? capitano degli Aquiloni, per questa è tutta un'organizzazione sua, E non che divent- nessuno si mette in mezzo. E non dimentichiamo che quando si fanno gli discorsi di panza di uno, cioè gli discorsi con la pancia vuota, vengono male. Quindi adesso riempiamo le pance, Le panze che ci vuole. così. Da Ignazio, E Ignazio, buona ciao, serata, ciao, buona ciao. giornata, buon pomeriggio, dipende a che ora lo vedete. Arrivederci. Mi spiglio la semenza, mi posso fare senza, ogni tanto mi arrabbio se mi scappa la pazienza. Siciliano tipo strano, domenica la missa, Don Vito mi confessa, una unica